Chi veramente deve sentirsi offeso e perseguitato sono i lavoratori del Teatro della Fenice che nelle ultime ore hanno ricevuto via social pesanti offese e addirittura minacce di morte. Minacce di morte, insulti e una raffica di attacchi sui social e questo è il nuovo fronte di tensione che scuote il Gran Teatro La Fenice di Venezia dopo la rescissione del contratto di Beatrice Venezzi. L'RSU denuncia un clima sempre più pesante e parla apertamente di minacce anche di morte ricevute online a lavoratori e lavoratrici del teatro, tanto da aver affidato la vicenda ai propri legali. Ma non basta. I delegati sindacali respingono ogni accusa di attacchi personali nei confronti della maestra Venezzi o di altre figure istituzionali, dicono. La signora Venezzi non perde occasione per attaccare i lavoratori del Teatro La Fenice. Nelle sue ultime dichiarazioni ci accusa di averla calunniata, offesa e bullizzata. Ovviamente rispediamo al mittente queste accuse. Abbiamo sempre parlato di questioni di metodo e di merito. Sulla vicenda, ormai divenuta caso politico, interviene in queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che difende la direttrice d'orchestra e lo stesso sovrintendente. Colabianchi ha scelto in autonomia, reputavo arrogante la sinistra quando lo contestava perché aveva nominato Beatrice Venezzi, non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare su chi, con la solita autonomia, ha scelto diversamente. Conclude così Bignami da Montecitorio, riaccendendo ulteriormente lo scontro politico sulla vicenda. Nel frattempo resta aperta la questione contrattuale alla Venezzi, come puntualizza da Ring Nicola Talmi, CGIL. Nei giorni scorsi si era incontrato con Colabianchi per discutere sul rinnovo della RSU. E io gli ho fatto la domanda precisa. Ho detto, ma esiste un contratto con la dottoressa Venezzi? Perché quello è il tema, no? E lui in quell'occasione, quindi riunione ufficiale, insomma, mi ha risposto che sì, c'è. E quando abbiamo chiesto di poterlo vedere, ha detto a tempo debito. E mentre la Venezia interviene con una nota dicendo che la rescissione delle sue collaborazioni con la Fenice andrà chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, annunciando implicitamente battaglia legale, altrettanto fa sapere Colabianchi: tutto sarà affrontato nelle sedi dovute, dice tramite il suo ufficio stampa. Vero è che se si arriverà ad una battaglia giudiziaria e a un eventuale risarcimento, il tema vero è: chi pagherà il conto? Non vorrei anche che per colpa di Colabianchi dovessimo pagare anche qualche penale.